Un caro saluto a tutti. Il Comitato Regionale Veneto ha predisposto una serie di appuntamenti web con autorevoli relatori su diversi argomenti. Questi eventi hanno lo scopo non solo informativo, ma anche di riallacciare i contatti tra i tecnici in questo secondo lockdown. Un'opportunità di ritrovarci insieme, a confrontarci e discutere sui temi che ci coinvolgono in un momento molto delicato e difficile per tutti, ed in particolare per i bambini, al centro delle nostre attenzioni. Un modo per essere proattivi e riprogettare un futuro malgrado le avversità che ci opprimono. Con la speranza di ricominciare e rivederci al più presto, vi auguro buon ascolto. Buonasera, benvenute a tutte, benvenuti a tutti a questo nuovo incontro informativo organizzato dal Comitato Regionale Veneto. Il tema di questa sera è il virus Covid-19 e i bambini. Ce ne parlerà Francesca Bigolin. Buonasera Francesca, grazie per essere con noi. Francesca è medico, è anestesista presso l'ospedale Borgo Trento di Verona, è istruttrice e coordinatrice di scuola nuoto con grande esperienza nel trattare non solo con i bambini ma anche con i loro genitori, quindi è sicuramente la persona più indicata a trattare questo argomento, ma prima di lasciarle la parola vorrei che a introdurla fosse Antonella Beghetto. Buonasera Antonella. Buonasera, un caro saluto anche a Francesca, grazie Federico, mi fa molto piacere questa sera avere con noi un'esperta come Francesca perché ritengo sia il medico in grado di parlare un linguaggio che tutti riusciamo a comprendere, tanto più che lei poi viene da un'esperienza anche di vasca non indifferente, per cui penso sia proprio il giusto anello di congiunzione per riuscire a farci chiarezza in tanti dubbi che come istruttori o comunque come adulti abbiamo proprio nei confronti di questa parte del problema che stiamo vivendo, ossia il virus e i bambini. Lascio la parola a Francesca, grazie a tutti e ci sentiamo dopo. Benissimo, grazie Antonella. Allora, prima di iniziare ricordo solo che Francesca gestisce questa comunicazione in maniera molto informale, per cui se magari avete qualche domanda, qualche curiosità che volete chiederle, potete scrivere nei commenti alla pagina Facebook o nel nostro canale YouTube e compatibilmente con i tempi cercheremo di rivolgere le vostre domande a Francesca. Io ho parlato anche troppo, quindi le lascio immediatamente la parola. Francesca, prego. Allora, buonasera a tutti. Intanto sono Francesca, sono già stata più che presentata, quindi passo direttamente al sodo. Allora, mi è stato chiesto di parlare stasera di infezione Covid e bambini. Probabilmente, e capisco anche, sia uno degli argomenti forse più ancora più confusi, non solo per la gente in generale, ma anche per il mondo medico, perché purtroppo per un virus nuovo come quello del Covid è stato gran poco studiato, sia lui e sia l'interazione che ha avuto soprattutto con i più piccoli. Vorrei fare una piccola premessa solamente prima di passare proprio al topic della serata. Quello che vi darò io stasera sono informazioni e spero che siano il più chiare, il più spicce, il più esaurienti possibile. Sono tutti dati scientifici, medici, insomma raccolti da diversi studi su quello che nell'ultimo anno si è visto succedere con infezione Covid e nel nostro caso, nel caso di stasera, bambini. Questo non vuol dire che siano verità assolute, purtroppo la scienza è pazienza, insomma, richiede raccolte di dati con numeri immensi, richiede formulazione di ipotesi e dimostrazioni, quindi non è una cosa che il 10 gennaio compare, il 10 marzo compare il virus e l'11 marzo abbiamo le risposte. Quindi quello che vi do ora sono le informazioni che per il momento sembrano essere le più verosimili, le più credibili, le più rispondenti a realtà per quanto riguarda l'infezione Covid e quello che accade nei bambini. Quindi non è detto non cambino nel tempo. Rispetto alla prima pandemia è cambiato qualcosina, adesso siamo più sicuri su certe cose, sulla maggior parte delle cose, su alcune altre che comunque vi dirò
non c'è ancora tutta questa sicurezza, e forse da qui che parte un po' la diffidenza nel far ripartire piscine, attività sportive, scuole e quant'altro. Comunque, detto ciò, mi auguro solo di essere il più chiara possibile. Se avete bisogno in qualsiasi momento scrivete in chat, così rendiamo la chiacchierata il meno virtuale e il più interattiva possibile, e insomma, buon ascolto. Dunque, quello che ho pensato potesse interessarvi per quanto riguardava virus e bambini erano essenzialmente due cose, che secondo me sono quelle che di fatto rendono conto del perché lasciamo a casa i bambini da scuola, li stanno lasciando a casa dalle piscine, dalle attività sportive, eccetera. I due grossi temi di cui parlerò stasera sono la gravità della malattia, ovvero quanto di frequente l'infezione nel mio bambino, ok, mio figlio, il mio cugino, il mio fratello, può dargli una malattia grave, con che sintomi può dargliela, quali sono, con che intensità, eccetera, e insomma quant'è pericoloso sto virus per il mio bambino e in generale quanto rischia un bambino a prenderselo sto virus. Il secondo grosso tomo è quello invece più riguardante non il singolo bambino ma l'ecosistema bimbo, ovvero il contagio. Cioè, sti bambini si contagiano solo quando sono sintomatici, si contagiano anche da asintomatici, in entrambi i casi con che facilità trasmettono l'infezione una volta che ce l'hanno. O, riassumendo, se io metto un bambino dentro una piscina con altri 6 bambini, con quanta facilità me li ritrovo tutti a casa ammalati o con una strage di nonni al seguito, per farla grossa. Queste sono le due cose che un po' diciamo ci tengono sulle spine nel come saper gestire al meglio i bambini. Parto dal punto 1, dalla gravità. Allora, quando parliamo di gravità della malattia, parliamo di molte cose. Quelle che ci interessano sono di fatto i sintomi, quindi che sintomi hanno, come riconoscerlo, possiamo riconoscerlo, la letalità, cioè quanto ammazza questo virus, e parliamo sempre di popolazione pediatrica, perché sono caratteristiche che cambiano dall'adulto al bambino, e poi che complicanze può avere un bambino che si prende il Covid. Punto primo. E il punto primo ci fa tirare un sospiro di sollievo. La letalità, cioè quanto questo virus uccide i bambini. Pochissimo. La risposta è pochissimo. È sempre stata pochissimo e più passa il tempo, più i dati ci danno ragione. Cioè i pazienti pediatrici, e per pediatrici ricordo che abbiamo raccolto dati soprattutto 0-15 anni, ma che ogni tanto vanno anche fino ai 19-20 anni, quindi la popolazione giovane, diciamo. Ha una mortalità bassissima, lo 0,06%, cioè vuol dire che quasi nessun bambino muore di Covid, e questo ci rassicura non poco. In particolare ci sono stati, per darvi solo dei numeri e per farvi rendere conto, l'Istituto Superiore di Sanità ha registrato solo 4 decessi in tutta la pandemia, da marzo ad adesso, e tutti con condizioni preesistenti, cioè con qualche patologia di base. Quindi da questo punto di vista siamo molto contenti, direi. La seconda cosa, i sintomi. Allora, questa infezione l'infezione Covid, sembra colpire i bambini in maniera molto più lieve rispetto ai pazienti adulti, cioè vengono relativamente, diciamo, risparmiati dai sintomi severi, e anche questo ci piace molto come discorso, perché su 100 bambini, 96 di questi hanno o nessun sintomo, ovvero sono asintomatici, che significa che hanno il Covid ma non hanno i sintomi, cioè stanno fisicamente bene, oppure hanno sintomi lievi, parliamo delle solite febbricole, tosse, congestione nasale, mal di gola. Solo 4 bambini su 100, sempre, scusate se vi do i numeri, ma mi dà l'idea che insomma vi siano più chiare poi le proporzioni. Solo 4 bambini su 100 hanno dei sintomi severi, che severi può essere severi ma che se ne restano a casa, o severi e che devono andare in ospedale.
ma il 4% tutto sommato ci fa ben sperare, perché rispetto agli adulti è un numero molto più piccolo. Negli adulti una malattia severa che richiede ospedalizzazione avviene nel 20%, quindi un adulto su 5 che si piglia il Covid se lo prende forte. Degli anziani non ne parliamo, il 45%, quindi quasi un anziano su 2 che si prende il Covid finisce o dovrebbe finire in ospedale. Quindi per rendervi conto che l'infezione è nettamente più benigna, più buona nei confronti dei bambini, e anche questo tutto sommato ci fa ben sperare. Quali sono i sintomi? Purtroppo di sintomi specifici ne abbiamo pochissimi, perché i bambini amano dimostrarseli sempre nello stesso modo, quindi purtroppo nella metà dei casi hanno la febbre, quindi del tutto irriconoscibile da qualsiasi altra influenza. Nella stragrande maggioranza dei casi hanno sintomi respiratori, quindi congestione nasale, mal di gola, rinorrea e quant'altro. Nulla che ci faccia dire ecco c'ha il Covid, non c'ha l'influenza, e questo non ci aiuta di certo. Sembra che i sintomi più specifici che troviamo nei bambini che hanno il Covid sia l'anosmia, che abbiamo anche noi adulti molto spesso quando ci prendiamo il Covid, ovvero l'incapacità di sentire gli odori, ma che nei bambini più piccoli è praticamente impossibile da individuare, perché loro non te la sanno dimostrare. Al massimo diventano irritabili, non si alimentano e quindi di fatto si riuniscono a tutta la cerchia di bambini piccoli ammalati, e anche questo non ci aiuta. L'età media in cui si ammalano è attorno ai 3-4 anni. Di quel famoso 4%, cioè quei pochi bambini sfigati, poverini, che si prendono una malattia severa, cioè con sintomi molto impegnativi, di solito vengono sempre ospedalizzati, sono bimbi che presentano delle comorbidità, vedremo quali sono. Comorbidità significa dei fattori che li predispongono a prendere malattie, e che in primis, vorrei far notare, c'è tra queste comorbidità una concomitante infezione influenzale normale, quindi bambini con un'influenza sono più suscettibili a prendersi sopra l'influenza anche il Covid, probabilmente perché hanno la risposta immunitaria già un pochino debole per la prima infezione, rispetto a bambini sani. Quindi il famoso vaccino dell'influenza va continuato normalmente, va fatto ai bambini nonostante ci sia il Covid, non è né più né meno utile, è utile uguale, se non che ci aiuta a evitare una sintomatologia grave nel caso in cui questi bambini si prendessero anche il Covid. Bene, quindi per ora riflessioni solo confortanti, nel senso che per quanto riguarda questa gravità di malattia abbiamo visto che tutto sommato uccide pochi bambini, pochissimi anzi, e ne siamo contenti. Seconda cosa, la maggior parte dei bambini che se la prende non ha sintomi, o se ce li ha sono lievi, quindi anche questo ci fa ben sperare. Il motivo per cui questi bambini dimostrino molto meno i sintomi rispetto a noi adulti, questo non è tuttora dimostrato, non è un mistero, ma l'ipotesi più supportata, quindi non ancora dimostrata, ma sembra che ci avviciniamo a questa idea, è che loro abbiano una risposta immunitaria, quindi una difesa molto più debole di quella dell'adulto, e questo lo sappiamo, è il motivo per cui i bimbi si prendono generalmente 1 o 2 influenze all'anno e noi adulti ci ammaliamo una volta ogni 5 anni. Questa immunità debole, che di solito è uno svantaggio, perché hanno meno anticorpi, conoscono meno il mondo, diciamo, nel caso del Covid è peculiarmente un vantaggio. E questo perché? Faccio un passetto indietro. Il Covid ha la particolarità di darmi sintomi non tanto dovuti al virus che attacca, ok? Vedetemi, non so, gli unni che attaccano la Cina. Gli unni arrivano, fanno un po' di casino, ma poi i sintomi prevalenti non ce li danno gli unni,
ce li dà la Cina, che dice porca miseria, sono arrivati gli Unni, spade, fuoco, incendi, fanno di tutto e distruggono i propri villaggi. Allora, scusate l'esempio balordo, ma questo per dire che la maggior parte dei sintomi che sviluppano le persone sono dovuti a un'eccessiva, un'iperattività della risposta immunitaria propria. Un po' quello che succede con le persone allergiche. Io mi mangio una nocciolina, non mi succede niente perché il mio corpo se ne frega altamente. Una persona allergica invece ha questa iperattivazione del suo sistema immunitario, una parte specifica, diversa, ma comunque sempre quella, che gli fa venire rosso tutto il corpo, prurito, fastidio, fatica a respirare, eccetera, eccetera. È un po' la stessa cosa. Per gli adulti sembra che questo sistema immunitario si iperattivi con il Covid e è il motivo per cui abbiamo un sacco, se non quasi tutti, gli infetti da Covid ammalati. Ammalati vuol dire che dimostro i sintomi. Nessuno di noi adulti o quasi nessuno se lo passa in maniera del tutto asintomatica che neanche si accorge, in pochi. E questo è proprio perché la risposta immunitaria sua si attiva anche troppo in eccesso rispetto a quello che basterebbe a debellare ed eliminare il virus. Questo non succede nei bambini perché hanno una risposta immunitaria ancora ingenua, ancora non del tutto pronta, che non si accorge del tutto che arriva il virus, non risponde con l'eccesso che vediamo negli adulti e quindi non ci dà così tanti sintomi. In questo caso è qualcosa di positivo e sembra essere questo il motivo per cui i bambini si ammalano, cioè sviluppano sintomi con molta meno frequenza rispetto a noi adulti o agli anziani. Una parentesi invece è a parte per i lattanti, cioè i bambini fino all'anno di vita sono considerati comunque una popolazione a rischio e sono tra i bambini che mostrano più complicanze, più sintomi, più malattie gravi quando si infettano di Covid, e perché sempre in linea con questa teoria sembrerebbe che loro in corpo abbiano ancora che gira l'immunità passiva della mamma, cioè la famosa immunità, i famosi anticorpi che la mamma passa in gravidanza, in allattamento e che generalmente sono una cosa buonissima e da augurarci e da continuare a fare, sembra possano giustificare il fatto che i bambini sotto l'anno di vita, quando si prendono il Covid, invece, rispetto a tutto il resto della popolazione pediatrica che si passa il Covid quasi allegramente, questi bimbi possono rispondere, non è detto, ma possono rispondere con dei sintomi più impegnativi, richiedere ospedalizzazione più spesso e avere sintomi gravi più spesso, proprio per la presenza di questi anticorpi che rispetto ai loro anticorpi un pochino così deboli sono già sviluppati perché sono quelli della mamma, di un adulto. Quindi questo a riprova anche, ed è una cosa molto importante, che il sintomo, qualsiasi esso sia, non è legato al virus o a quanto virus mi ha infettato, è legato quasi esclusivamente alla risposta immunitaria mia, della persona. Quindi il fatto che io mostri tanti sintomi o stia tanto male o che non stia per nulla male e non abbia neanche un filo di febbre non dipende dal fatto che ho preso meno virus, dipende solamente da come rispondo io al virus, ma posso avere 0 sintomi e avere una carica virale, cioè avere un esercito di virus nei polmoni che non si è visto neanche nella seconda guerra mondiale, o viceversa, estremo opposto, posso essere completamente piena zeppa di sintomi, star malissimo, andare in ospedale perché respiro male, eccetera, eccetera, farmi ricoverare, e magari quando mi fanno il tampone ho pochissima carica virale. Carica virale vuol dire quanto virus c'ho dentro. Posso averne pochissimo, magari mi sono anche già negativizzata, cioè il virus l'ho debellato, ma è la mia risposta immunitaria che continua iperattivata, presa dal fuoco della battaglia, continua a rispondermi da sintomi. Quindi i sintomi
non sono assolutamente correlati alla carica virale, sono correlati alla risposta che io do al virus. Ok? Questo deve essere chiaro. Perché? Perché vuol dire che non posso decidere, non posso dire che una persona sintomatica è più contagiosa e una persona che invece non ha sintomi non è contagiosa. Questo è un enorme errore, perché se non ho sintomi posso comunque contagiare tanto quanto la persona che ha sintomi. Ok? E questo sarà importante per la seconda tematica, quella del contagio tra bambini, quindi tenetelo a fresco a mente, insomma. Allora, l'ultima parte che riguarda la gravità di malattia, abbiamo detto letalità uccide pochissimo e ne siamo felici. Sintomi, i bambini dimostrano pochi sintomi, cioè poche volte i sintomi, se li dimostrano sono prevalentemente lievi e molto aspecifici, quindi è impossibile distinguere un Covid da un non Covid se non gli facciamo il tampone. L'altro piccolo sottogruppo era quello delle complicanze, che vorrei solo accennarvi per sapere quando accendere i campanelli d'allarme. Allora, l'unica grossa complicanza, quindi per complicanza intendo un quadro molto grave e particolare che è stato individuato nei bambini, è la cosiddetta, gli hanno dato un nome perché è una cosa di fatto nuova che non avevamo mai trovato prima, la chiamano sindrome infiammatoria multisistemica. Indipendentemente dal nome molto brutto, molto lungo e molto facile da dimenticare, si tratta di bambini che si prendono il Covid, stranamente hanno pochissimi sintomi respiratori, quindi non hanno raffreddore, non hanno tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, ma hanno diarrea, solitamente sintomi gastrointestinali, si passano il virus, lo debellano, magari fanno anche il tampone, sono negativi, a distanza di 2-3 settimane hanno un'iperattivazione di quel sistema immunitario che vi dicevo prima, ritardata e iperattiva, che li mette in una situazione molto grave, ovvero rispondono a tal punto che cominciano a star male, ad avere febbre, a essere poco responsivi, poi i sintomi cambiano molto a seconda dell'età. Comunque è un bambino che, se voi avete a casa, è un bambino che sta male, che comincia ad essere ipoteso, quindi poco sveglio, poco reattivo, si lamenta molto, irritabile, non mangia, fino a vederlo sul bianchiccio andante. Qualche dubbio vi viene, lo portate in ospedale, gli misurano una pressione sotto la suola delle scarpe, lo ospedalizzano. Molte volte, alcune volte ha bisogno anche di supporto in terapia intensiva, deve essere intubato, deve avere supporto delle pressioni di circolo, insomma è una situazione per nulla positiva, che succede per fortuna rarissime volte. Ve l'ho citata non per farvi venire l'ansia ogni gastroenterite che fa vostro figlio o il bambino più vicino che avete, sia mai, ma per rendervi conto che esiste anche questa possibilità. Anche se con i bambini siamo relativamente tranquilli con l'infezione Covid, bisogna tenere l'occhio allerta, perché purtroppo, come succede in tutte le malattie, pochi casi possono essere molto gravi. Allora il poco dal punto di vista di società ci consola, ma quando si tratta di nostro figlio, io ci terrei che mi venisse raccontato qualche sintomo o qualche accorgimento. E l'accorgimento è questo: sono bambini che hanno passato il Covid e a distanza di 2-3 settimane, dopo aver dimostrato un Covid solo con una gastroenterite, cominciano a star male e non capiamo perché. Questo, ripeto, succede molto raramente. L'altra complicanza, la metto tra le complicanze ma solo per citarvela, sono chiaramente le conseguenze psicologiche. Di questo non mi soffermo a parlare perché non sono la persona adatta e ne avete già parlato agli incontri precedenti, e probabilmente ce ne sarà qualcuno di futuro con la psicologa, con chi di dovere. Io ve la metto solo lì perché secondo me fa parte delle complicanze anche sanitarie della situazione Covid, cioè di un isolamento che porterà, quando riapriremo le piscine, avremo anatroccoli, paperini, baby che tornano in acqua,
mi aspetto, come già sta succedendo anche banalmente in ospedale, mammiti acute, aumento dell'irritabilità del tono, disturbi del sonno, disturbi d'ansia, insomma, preparatevi secondo me, ma ripeto, en passant, perché non sto qui a parlare di questo, non sono la persona esperta adatta, ad avere dei bambini da gestire con un po' più di cautela rispetto al solito, ecco. Quindi, tema gravità della malattia l'abbiamo fatto e spero l'abbiate capito, insomma. Parliamo di sintomi lievi o assenti, parliamo di una letalità bassissima e di complicanze rarissime, per fortuna. Quindi, tutto sommato, la parte della gravità ne usciamo dicendo, beh, a posto, insomma, i bambini, tutto sommato, se la passano benissimo, ed è vero. La seconda parte è un attimino più complessa, ovvero la parte del contagio. Questo non riguarda il singolo bambino, su cui tutto sommato sono tranquille. Se fosse mio figlio, dopo quello che vi ho detto fino adesso, tutto sommato dico, beh, se la scuola è aperta, le piscine sono aperte, il campo da calcio è aperto, io ce lo mando perché tutto sommato è un bimbo che sta bene, che se si beccasse anche il Covid togli proprio la sfiga delle sfighe, ma sta bene. La parte invece più ostica è proprio quella del contagio. Allora, contagio che dicevamo essere la capacità di prendere il virus, quindi la suscettibilità ad essere infettati e viceversa la capacità di contagiare gli altri. Per quanto riguarda dagli studi che ci sono stati fino adesso, la suscettibilità all'infezione, cioè quanto un bambino tende a prendersi il virus se lo metto nella stessa stanza col virus. Beh, sembrerebbe, anche qui nota positiva, che i bambini abbiano una suscettibilità della metà rispetto a quella degli adulti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo un bambino, anzi prendo 10 bambini e li metto in una stanza insieme al Covid, ne escono che se lo sono presi in 2. Se metto invece nella stessa stanza con il virus 10 adulti, escono che se lo sono presi in 4. Questo è buono, cioè vuol dire che il virus, e questo premetto non sappiamo ancora noi perché, ma sembra proprio che tenda a colpire meno i bambini. Di questo siamo felicissimi, ma la vera domanda e il vero pero che coinvolge i bambini è questo. Una volta che se lo sono presi, sto Covid, riescono a contagiare? Contagiano di più? Contagiano di meno degli adulti? Quanto contagiano? Questa è la parte dolente, ovvero i bambini contagiano tanto quanto gli adulti, purtroppo. Anzi, mentre dicevamo prima i sintomi sono una caratteristica del paziente, della persona, e il virus non c'entra quasi niente, se non che gli dà l'input, il contagio, come vi dicevo prima, dipende dalla carica virale, cioè da quanto virus ho dentro. Quindi, purtroppo, non dipende da quanto è ammalato un paziente. Quindi il bambino asintomatico, cioè il bambino che mi sembra sano e se non gli faccio il tampone non mi accorgo nemmeno che ce l'ha il Covid, attacca il virus agli altri, contagia gli altri tanto quanto un bambino che sta malissimo a letto con la febbre e male dappertutto. Questo è un grosso problema. Perché? Perché mentre noi adulti, se ci prendiamo il Covid, da qualcosina lo sospettiamo, c'è qualcosa che ci fa fare il tampone, perché quasi sempre stiamo male, o abbiamo la febbre, o un po' di mal di gola, o la tossetta, e quindi ci accorgiamo che abbiamo il Covid e riusciamo a rispettare tutte le norme, cioè stiamo attenti con la mascherina, stiamo isolati in casa e quindi non contagiamo, se non involontariamente. I bambini invece, che per la stragrande maggioranza, per il 60-70%, non dimostrano nessun sintomo, sono bambini che a me sembreranno sani se non gli faccio un tampone e di conseguenza, giustamente, ho un bambino sano, lo mando in giro, lo mando a scuola, lo mando in piscina, lo mando dappertutto
E lì è il problema, perché lui, anche se sta bene, contagia tanto quanto qualsiasi altro bambino ammalato, adulto asintomatico, adulto ammalato. Contagia uguale, con la differenza che non potendolo individuare non posso bloccare il contagio. Quindi quello di cui si ha paura, diciamo, cioè il razionale dell'aver molta paura ad aprire le scuole prima, ad aprire i centri sportivi di qualsiasi sorta ora, è essenzialmente legato non a quanto grave è la malattia sul bambino singolo, ma sul fatto che bambini asintomatici, che sono tanti, possano perpetuare cioè fungere da carburante per la pandemia, di fatto, continuare a portare avanti il contagio, senza che di fatto possiamo accorgercene, a meno di fare un tampone ogni giorno, ma insomma lo trovo anche poco fattibile, ecco. Bene, quindi è vero che sull'infezione Covid sull'infezione Covid nei bambini sappiamo abbastanza cose, e per la maggior parte positive, che ci fanno ben sperare, perché nei confronti del singolo bambino il Covid tutto sommato non si comporta male, non ci fa così tanta paura. Quello che ci disturba di più è proprio il sistema contagio, cioè il fatto che questi bambini, non, per la maggior parte dei casi, quando prendono il virus, non ce lo lasciano capire perché non hanno sintomi, stanno benissimo, e quindi, non accorgendoci che questi bambini sono veicoli del virus, li facciamo giustamente, insomma, avere contatti sociali, andare in giro, e rischiano di trasmettere il virus ad altri. Tra di loro abbiamo detto prima che la suscettibilità dei bambini è molto inferiore, quindi tra di loro magari si contagiano anche relativamente poco, ma bastano pochi bambini che poi tornano dalle loro famiglie per infettare in maniera importante genitori, zii, nonni, che sono quelli più a rischio di tutti. Quindi da qui lo scetticismo e la difficoltà a gestire i bambini all'interno proprio della società, ecco. Bene, allora io non so che ora ho fatto, se mi permettete rubo altri 5 minuti per parlare di un paio di fake news che vedo in giro e che mi fanno prurito, e quindi ci tengo insomma a chiarire, che ho visto sui bambini. Allora, la prima, ad sensum ci sta, dai, la confusione, è quella che sotto i 6 anni i bambini non portano la mascherina, quindi sono bambini che non contagiano. Allora, questa, dopo quello che vi ho detto, lo sapete anche voi, è assolutamente falso. I bambini sotto i 6 anni contagiano tanto quanto tutti gli altri, prendono il virus tanto quanto tutti gli altri bambini. L'unico vero motivo per cui non esiste un DPCM che dica mettete la mascherina sotto i 6 anni è un sensatissimo, a mio avviso, motivo di benessere psicofisico del bambino, cioè è un bambino che non ha la maturità per capire che deve tenere una cosa fastidiosa davanti alla bocca, non lo trova giusto, non capisce perché, non se la terrà mai, quindi è una regola che di per sé esisterebbe per non essere rispettata, diciamo, e soprattutto, come voi sapete meglio di me, soprattutto chi ha lavorato con baby, con anatroccoli, paperini, loro usano il linguaggio non verbale come fonte quasi unica di comunicazione, quindi hanno bisogno, proprio per crescere, per maturare, di avere parte della faccia visibile, di riconoscere tra loro le espressioni, imparare a interpretare le emozioni dalla bocca, dalle smorfie. Non gli si può togliere un pezzo di viso, perché è veramente togliergli un importante fattore di crescita e di maturazione a questi bambini qui. Quindi ecco, volevo solo dirvi questo, dal punto di vista sanitario, se guardiamo solo la parte sanitaria, i bambini sotto i 6 anni dovrebbero mettere la mascherina tanto quanto tutti gli altri. Se non lo fanno è solo perché abbiamo fatto un bilancio di
dei benefici e dei difetti a cui andrebbero incontro mettendola. Prima fake news sfatata. La seconda, che è quella che mi infastidisce un po' di più, è quel famoso: la mascherina mi dà ipossia e mi fa venire gli infarti. Allora, questa cosa deve essere sbucata fuori, se non erro, da un unico caso in sud-est asiatico di un bambino che stava facendo educazione fisica con la mascherina e è stato molto male, è andato in arresto. Questo bambino, purtroppo, sarebbe andato in arresto con o senza mascherina. E questo ve lo spiego perché dirlo serve a poco, spiegarlo invece ha più impatto, secondo me, soprattutto su di voi che avete tutte le informazioni sotto mano, perché chiunque abbia fatto il corso istruttori ha fatto la parte di fisiologia respiratoria, che è molto bella, molto semplice tutto sommato e molto comprensibile, e esclude in maniera assoluta il fatto che la mascherina possa dare qualche problema di questo genere. Quindi ve la riassumo, giusto perché se avete qualche mamma che vi fa problemi nel momento in cui riapriste le piscine perché il bambino deve tenere la mascherina da qua a là o a seconda dei regolamenti che ci saranno, è giusto che gli sappiate spiegare perché non è vero, oltre a dirgli no, è una cazzata. Dunque, avete imparato anche voi o sapete, insomma, per vostro conto, che noi respiriamo all'unico fine di tirare dentro ossigeno, che mi serve come fornitura energetica, e buttare fuori CO2, anidride carbonica, nonché prodotto di scarto, tipo il fumo che esce dalle industrie. Abbiamo anche noi i nostri prodotti di scarto, quello è il principale, e lo buttiamo fuori con gli atti respiratori. Detto ciò, quando ho qualcosa che mi blocca questo scambio, cioè che mi impedisce di tirare dentro ossigeno e buttare fuori anidride carbonica, cosa succede? Come quando sei sott'acqua, no? A un certo punto qualcosa ti dice fammi respirare, fammi respirare. Cos'è? Non è la mancanza di ossigeno a far scattare il primo allarme nel mio cervello che mi dice ho bisogno di respirare, perché per la mancanza di ossigeno, scusate, abbiamo tutto sommato una grossa tolleranza, cioè come esseri umani siamo bravi, resistiamo alla mancanza di ossigeno un po' di minuti. Quello a cui non resistiamo è l'accumulo di anidride carbonica, quindi il primo allarme che suona nel nostro cervello e che ci dice ho bisogno di respirare di più è l'eccesso di anidride carbonica. Cosa succede quando ho questo eccesso? Uno, che usciamo dall'acqua se siamo sotto, chiaramente, ma se stiamo facendo ad esempio una staffetta o stiamo facendo uno sforzo fisico, qual è la prima reazione? Che da respirare normalmente cominciamo a diventare tachipnoici, a respirare più velocemente per aumentare lo scambio. Cosa vi voglio dire con questo? Che quando noi diventiamo tachipnoici, proprio perché il nostro corpo ha detto ho bisogno di buttare fuori CO2 perché ne ho troppa in corpo, quando succede questo, il nostro ossigeno se ne sta fregando altamente, cioè è perfetto, non si muove di tanto così, è sempre al suo bel 100%, 99, 98% di saturazione, non siamo mai diventati ipossici. Quindi a maggior ragione, se la mascherina, se fosse vero che la mascherina dà problemi, la prima cosa che vedo è sarebbe che chiunque la mette comincia a respirare come dopo una maratona, comincia a fare così. Questo non accade perché assolutamente la mascherina è talmente poco aderente in primis e secondo fatta con materiali appositi e traspiranti che non incide per nulla sugli scambi respiratori. Quindi non è plausibile che una mascherina, oltre al fastidio normale che ci dà, ci dia ipossia e quindi, siccome diventiamo ipossici, ci facciamo l'infarto. Falso. Spero di avervelo spiegato in modo insomma fisiologico
di modo che oltre a dire sì, lo so che non è vero, sapete anche spiegare il perché, ok? Bene, allora io dal mio punto di vista avrei finito. Se avete qualsiasi domanda di qualsiasi genere, sono qua. Allora, Francesca, intanto ti ringrazio per la chiarezza e anche la semplicità delle spiegazioni anche su argomenti complessi. E prima nel backstage ci stavi raccontando un po' la tua esperienza di medico e ci raccontavi scenari anche un po', insomma, un po' preoccupanti. Allora così ti chiedo, posto che nessuno ha la sfera di cristallo, tu quanto pensi quanto ritieni ci si possa attendere ancora prima di un ritorno a una semi-normalità? Questa è una domanda da 1.000.000 di euro. Mi rendo conto. Non ne ho la più pallida idea perché io confesso di essere abbastanza ottimista, quindi già dopo quella di marzo avrei detto no dai, ce ne siamo liberati, quindi il mio parere è un po' troppo ottimistico per essere anche realistico, però secondo me adesso con il vaccino la possibilità c'è perché l'obiettivo sarà un vaccino verosimilmente come quello dell'influenza da rifare ogni tot, perché è un virus molto simile a quello dell'influenza. È probabile che dopo un po' perdiamo l'immunità e che quindi ci sarà bisogno, come quello dell'influenza, di rifarlo ogni anno, ogni tot. L'obiettivo non è eradicare il virus come è stato per la poliomielite, non è forse possibile, magari lo fosse. L'obiettivo è semplicemente quello di ridurre la quantità di gente che sta male contemporaneamente e far sì che gli ospedali respirino, che possano continuare a lavorare e che la gente che si ammala sia meno, quindi siano meno i numeri di persone gravi e di conseguenza, insomma, che diventi una sorta di influenza con cui noi impariamo a convivere, ma con cui conviviamo serenamente, perché non essendoci grossi numeri c'è poca gente che richiede ospedalizzazione, che quindi è grave. Chi si ammala riesce a gestirlo a casa, quindi secondo me il vaccino è ha un buonissimo margine di risolverci il problema. Bisogna vedere quanta gente, a quanta gente si riesce a farlo e in che tempi, insomma, perché adesso siamo presi molto male. Senti, ti faccio una domanda che invece arriva dal pubblico. Luca chiede se il fatto che in piscina ci sia il cloro non sarebbe di per sé un motivo sufficiente per riaprirle per garantire la sicurezza dei frequentatori. Allora, vi confesso di non conoscere le quantità di cloro che ci sono dentro, cioè tipo per unità di acqua, insomma, Circa quindi, una parte per milione, grosso modo. allora, è poca, cioè è poca per avere potere di disinfettante contro il virus. Poi in realtà sguazzandoci dentro tutto il giorno, secondo me la parte di contagio mano a mano, cioè il famoso contagio che noi con la disinfezione in teoria eliminiamo, potrebbe anche essere protettivo da quel punto di vista lì. Non toglie nulla alla parte di contagio invece orale, cioè al bambino che gioca con l'altro bambino, bisognerebbe riuscire a tenere il distanziamento anche lì, però di sicuro è un fattore in più protettivo rispetto a stare tutti ammucchiati in una palestra, cioè a parità di distanziamento è sicuramente meglio stare in acqua col cloro che non fuori dall'acqua. Così anche per dare un consiglio quindi in ottica di riapertura o di chi magari è ancora aperto perché sta facendo allenare i bambini dei gruppi agonistici, diciamo l'attenzione va concentrata non tanto su quello che succede dentro la vasca, ma negli spazi comuni, spogliatoi, ingresso. Soprattutto, secondo me sì. Ecco, un'altra domanda che si sente fare spesso, Eleonora chiede perché non c'è ancora un vaccino per i bambini. Allora, il vaccino è lo stesso, quello che si fa agli adulti sarà lo stesso che verrà fatto ai bambini. L'unico motivo per cui non viene ancora fatto ai bambini è che, come le donne in gravidanza, sono considerati soggetti a rischio. A rischio solo perché per questioni etiche il vaccino viene studiato sugli adulti prima di affrontare tutti i trial sui bambini.
Di conseguenza è un vaccino nuovo che ha superato tutti gli step nell'adulto, ma deve aspettare un tot di tempo per avere abbastanza sicurezza da farlo anche nei bambini. Quindi il vaccino è quello e sarà quello, però ci vuole tempo per raccogliere dati anche che ci permettano di dire siamo sicuri al 1000 per 1000 che non fa nulla, che non crea effetti collaterali importanti nei bambini, e quindi verrà fatto più avanti, ecco. Però il vaccino è quello. Qualche giorno fa, a questo proposito, il professor Guido Rasi, che è un ex nuotatore veneto, che è stato per molti anni a capo dell'Agenzia Europea del Farmaco, parlava di ottobre-novembre come ipotesi di autorizzazione del vaccino in età pediatrica. Senti, invece Mario chiede qual è la percentuale di certezza che ci dà il tampone sulla presenza effettiva del Covid? Questo è un altro bel tema su cui discutere. Allora, dipende dai tamponi, perché i tamponi rapidi, quelli che arrivano in un quarto d'ora, le cosiddette saponette, insomma, dipende dai vari nomi che vengono dati. Comunque il tampone è rapido, che è quello in cui si ha la risposta nel giro di mezz'ora, non di più, ha scarsissima efficacia nel rilevare il virus. Quindi, se è positivo, sono sicura e tranquilla che è positivo, ma se è negativo non è affidabile, perché magari un po' di virus c'era ma non l'ha rilevato. Quindi quello è un primo step che aiuta a dire, se sono positivo di sicuro, però se sono negativo non mi promette niente, non mi convince a uscire dall'isolamento, perché magari il virus ce l'ho lo stesso. Il molecolare invece, che è quello che ci mette dalle 3 ore a seconda dell'ULS e delle tempistiche, che è quello che normalmente la gente fa, insomma, quando ha contatti con positivi o quant'altro, quello ha un buon valore predittivo. Di certezza nessuno mai, non si parla mai di valori di certezza perché non ci sono, però è un tampone che rileva un piccolo pezzettino di DNA del virus, lo amplifica a 1000, quindi è in grado di individuare anche piccole quantità di virus ancora in corpo, tant'è che molti pazienti anche nostri sono positivi dopo mesi perché magari semplicemente stanno ancora eliminando il virus, quindi non è più virus attivo, però risultano positivi fino alla fine. Quindi quello, viceversa, nel momento in cui siamo positivi, nel momento in cui siamo negativi, siamo sicuri di essere negativi. Mentre il positivo ti dice sì, hai ancora qualcosina, o hai ancora il virus, o hai ancora qualcosina, ma non è detto che uno sia sintomatico o che sia contagioso, ecco, magari sta solo eliminando il virus. Sono i due estremi della medaglia. Il top sarebbe farli tutti e due, non è possibile, in ospedale lo facciamo, entrano in pronto soccorso, gli facciamo rapido, così se è positivo sappiamo subito che lo trattiamo da Covid. Se è negativo si fa anche il molecolare per essere certi che sia reale quel negativo. Senti, stiamo andando in conclusione, anche se sarebbe interessante stare qui a sentirti parlare per ore, visto l'argomento. Tra l'altro, questo finora è l'incontro che ha avuto il maggior numero di persone collegate, quindi evidentemente la questione sta a cuore a molti. Ti chiedo così, in chiusura, qualche consiglio per chi ha bambini a casa e vuole, diciamo, tutelare i bambini, ma anche il resto della società, e quindi qual è l'approccio giusto a tenere con i bambini in questo periodo, insomma. Ecco, anche qui, insomma, qualche spunto che arriva dalla tua esperienza, diciamo così, in prima linea. Allora, secondo me, dal punto di vista del singolo bambino, come dicevo anche prima, grazie al cielo, i rischi sono pochi, si passano il virus bene e se lo prendono. Quindi il fatto di continuare a fargli vedere l'aria aperta e fargli avere contatti con altri bambini, secondo me è corretto. Chiaramente se si può, e quello è una questione più di generosità, più nei confronti della società che per il nostro bambino, sarebbe il caso, se si riesce, di
continuare a farli giocare con gli stessi bambini, di modo che il cerchio si chiuda il più possibile. Se ho un bambino positivo, so che ne ho solo un altro, solo il suo amichetto da avvisare e non 1000 altri, perché purtroppo i bambini non sono adulti che possono avere a che fare solo con 2 o 3 persone, sono bambini che poi hanno a che fare con i loro genitori, con i loro nonni, quindi purtroppo non abbiamo mezzi per riconoscere la sintomatologia in maniera chiara quando c'è, e quando non c'è non abbiamo proprio mezzi per individuarlo. Quindi l'unica cosa che mi viene da dire è cercare di fargli vivere una vita il più normale possibile, ma con una cerchia ristretta di persone che vedono, insomma. Allora siamo proprio in chiusura, come discorso. Chiedo a Antonella se vuole aggiungere qualcosa dopo aver acceso il microfono. Antonella, ci senti? Sì, accendo il microfono. Ok, mi sentite? È partito? Sì, perfetto. Grazie Francesca. Sapevo che andavo sul sicuro, perché la tua capacità comunicativa e oltretutto la capacità di rendere semplici, trasmettere delle cose difficili in modo semplice era certa. Grazie, sei stata veramente un porto a tanti dubbi che come adulti, come genitori e come istruttori del resto abbiamo, e quindi grazie infinite. È stata proprio una bella chiacchierata, un bel escurso, veramente. Grazie a voi. Se avete dubbi sono qua, volentieri, anche a distanza, ma ci sono. Allora, Francesca, grazie. Io ricordo a tutti che la registrazione di questo intervento rimane disponibile sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube del Comitato Regionale Veneto. Ringrazio Antonella per l'organizzazione, ringrazio ancora Francesca per la disponibilità e la precisione. Auguro a tutte e a tutti una buona serata e ci vediamo la prossima settimana. Grazie. Grazie ancora, buona serata a tutti.